Ho accolto con gioia la nomina del nuovo Papa, Leone XIV, ha preso questo nome, e innanzitutto perché i cardinali hanno scelto molto velocemente il sostituto di Papa Francesco, successore di Pietro per questo nostro tempo, e poi perché Cardinal Prevost, che ho avuto modo di incontrare nella formazione dei nuovi vescovi nel 2023, è davvero una persona molto umile e gentilissima, di grande cordialità, e certamente è una persona anche che esprime una profonda fede. Molto mi è piaciuto il saluto iniziale, perché è il saluto primo di Gesù risorto, pace a voi, e il suo anche intervento che ha offerto proprio dal balcone di Piazza San Pietro, dove ha invitato alla pace, alla giustizia e a un cammino insieme di tutta la Chiesa con il popolo di Dio, richiamando proprio la sinodalità. Credo sia davvero in continuità con l'eredità che Papa Francesco ci ha lasciato, ma per percorrere anche nuovi sentieri con il tratto, lo spirito di Leone XIV, che ringraziamo il Signore ci è stato donato.